Va ora in onda Filo Diretto. Filo diretto così all'impronta, diciamo, e in generale, ma in realtà oggi dobbiamo, dopo il bamba della settimana, l'altra settimana cos'è che avevamo fatto? Il cavallo di razza. Quest'oggi invece eleggiamo il fulmine di guerra della settimana. Perché si dice il fulmine di guerra? Vediamo un po'. Persona in grado di risolvere situazioni difficili in modo efficace ed estremamente rapido. Spesso l'espressione è usata in senso ironico e indica persone non particolarmente sveglie e abili. Persona rapidissima nel compiere azioni. Perché si dice fulmine di guerra? Forse dal tedesco Blitzkrieg, guerra lampo. Anche nella Bibbia, secondo libro di Samuele 1,27, il lamento di Davide sulla morte in battaglia di Saul e Jonathan. Perché sono caduti gli eroi? Sono periti quei fulmini di guerra? In sostanza, oggi eleggiamo, lo eleggete voi, telefonando e scrivendo, telefonando allo 02 92 94 7222 oppure scrivendo al 340 via WhatsApp e anche intervenendo con audiomessaggi via WhatsApp al 340 6709 659. Chi è il fulmine di guerra della settimana? Inteso come appunto persona in grado di risolvere situazioni difficili in modo efficace e rapido, oppure in senso ironico, persona non particolarmente sveglia e abile. Avete due possibilità: un fulmine di guerra vero e proprio, cioè una persona veramente capace, oppure un fulmine di guerra in senso ironico, uno non particolarmente sveglio e abile. Chi è secondo voi, care amiche e cari amici all'ascolto, il fulmine di guerra della settimana? Sta a voi la scelta. 02 92 94 7222 oppure 340 6709 659. E intanto noi continuiamo a farci cullare un attimino, poi torniamo anche sulle notizie del giorno dalle pagine dei giornali di oggi, però insomma intervenite numerosi per eleggere il fulmine di guerra della settimana o la fulminessa di guerra della settimana. Musica però, perché oggi ci facciamo cullare da Porgy and Bess, Summertime, Ella Fitzgerald. Hai capito che roba? E per un motivo, perché il 10 di ottobre, cioè oggi del 1935, debuttava a New York a Broadway quest'opera meravigliosa di George Gershwin. And the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is Stupenda con 4A, scrive via WhatsApp Marisa Cavallari, che si riferisce esclusivamente, credo, a Summertime, cantata da Ella Fitzgerald, Porgy and Bess, George Gershwin, 10 ottobre 1935. Torniamo lì. La parte musicale di stamani è semplicemente incantevole, scrive un altro ascoltatore. E poi entriamo nel vivo del fulmine di guerra,
Direi che in senso molto ironico e schifato dichiaro Ilaria Salis, fulmine di guerra della settimana, scrive un'ascoltatrice. E il fulmine di guerra lo darei a Giuseppi, scrive Claudio, con quella sua parlata da perenne ubriaco, in realtà Grillo dice adenoidi, e che si crede uno statista. Grazie, scrive Claudio. Quindi chi è sto fulmine di guerra della settimana? Le linee sono libere, 02 92 94 7222, il nostro Davide in regia non vede l'ora di mandarvi a quel paese appena vi risponde. Intanto scrive sì, stupenda Ella Fitzgerald, ribadisce Marisa che aveva espresso già il suo apprezzamento. Allora torniamo a Ella Fitzgerald e poi c'è un audiomessaggio che ascolteremo immantinente. Subito dopo però un pezzettino ancora di Summertime. Ella Fitzgerald, Porgy and Bess, George Gershwin, 1935, 10 ottobre oggi. Sfumare. And you take to the sky. Ella Fitzgerald Until that Louis morning. Armstrong. Ella Fitzgerald e Louis Armstrong per Bacco. There's nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy standing by. And the living is easy. Lasciamo per un attimo Ella e Lewis e sentiamo l'audio messaggio. Chi è il fulmine di guerra della settimana? Lo decidete voi. 02 92 94 7222. Non mi tenete Davide al telefono troppo perché dovete lasciare libere le linee telefoniche per gli interventi e l'elezione del fulmine di guerra della settimana. Sentiamo intanto un audiomessaggio. Fulmine di guerra questa mattina, senza dubbio, il comandante dei carabinieri, che è proprio già. tempestivo, dopo aver letto tra l'altro la notizia del ginnasta che ha preso cazzotti per un telefono, dare la cittadinanza a tutti. Io volevo chiedere, il mio cane la cittadinanza la può avere subito o deve fare un percorso di scuola? Prima era una domanda così. No, deve cominciare a cantare il va pensiero come i gatti lo saprebbero fare, e dopodiché può avere speranza. Intanto 02 92 94 7222 per intervenire in diretta e per eleggere il fulmine di guerra della settimana. Chi è il fulmine di guerra della settimana secondo voi, secondo il vostro inappellabile giudizio? Intanto ne approfitto per segnalarvi qualche articolo ancora dai quotidiani di stamani. Avvenire, pagina 5. Parla in questo caso Sharit Zihavi, fondatrice e presidente di Alma Research and Education Center, specializzato nel monitoraggio di Hezbollah e delle sue strategie di combattimento. L'effetto sorpresa stavolta è nostro, cioè è di Israele. Dopo le parole del premier Netanyahu, che ha detto ai cittadini libanesi: avete l'opportunità di salvare il paese prima che cada nell'abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza, come si vede a Gaza. Ha detto il premier israeliano martedì ai cittadini libanesi. Fin dall'inizio, 30 settembre, lo spettro di una Gaza bis aveva aleggiato sul Libano. Non sappiamo come potrà evolversi il conflitto, ma di certo i due contesti presentano differenze rilevanti, dice Sarit Zehavi, appunto, tenente colonnello, fondatrice di questo centro di monitoraggio di Hezbollah in Israele. Situato nella Galilea occidentale, questo centro dista appena 9 chilometri dalla frontiera con il Libano. Poi torniamo su questo articolo, su questa chiacchierata interessante che compare a pagina 5 di Avvenire. Intanto però c'è da eleggere il fulmine di guerra della settimana. Abbiamo due telefonate allo 02 92 94 7222. Chi è che eleggiamo? Buongiorno. Sono io? Prego signora, è lei in diretta. Siamo in onda. Buongiorno. Il fulmine di guerra io lo darei a Bruno Vespa e a tutti i burattini politici italiani che lunedì, cos'è stato? Il 7 ottobre, si sono piegati ai sionisti khazari e sono andati in sinagoga a celebrare una strage che
secondo loro è stata fatta, di cui ci sono notizie varie, e si sottomettono a queste persone. Ecco, io lo darei a Bruno Vespa, che con vestito di nero, e a tutti i nostri politici burattini si sono sottomessi. Grazie, buongiorno. Allora, io non commento perché è incommentabile quello che lei ha appena detto, no? Non servono neanche commenti a quello che lei ha appena detto, perché che non sia documentabile ciò che è accaduto il 7 ottobre del 23, guardi signora, si può dire di tutto, la libertà di parola è una bellissima cosa, ma queste castronerie, queste enormità, queste cose incredibili, cioè naturalmente sono talmente assurde le cose che lei ha detto che risultano palesi e chiare per tutti, non c'è bisogno di commento. Comunque, grazie anche a lei, perché anche questo fa parte della realtà che ci circonda. 02 92 94 7222, poi magari Bruno Vespa si merita il fulmine di guerra per 1000 altri motivi, sia in senso ironico che non ironico, ma in senso proprio. Certamente non per questo, no? È ovvio, è evidente. Comunque, Francesco Merlo vota un altro ascoltatore: fazioso, odioso, noioso, livoroso, odia il nord Italia, odia la Lega, ma lavora e mangia anche qui. Ingrato. Fabrizio da Sabio Chiese. Fulmine di guerra sarà sempre Mario Monti, scrive un altro ascoltatore. Il fulmine di guerra in senso ironico, la Boldrini, che però ha già vinto il Bamba di Feltri, quindi è fuori gara, che riceve finanziatori di Hamas nel suo studio, per cui i terroristi, dopo il Parlamento che permette a certi personaggi di entrare al centrodestra che non si fa sentire e dorme. Fulmine di guerra, Dario, è chi ieri non ha nemmeno nominato il Vaillant. Effettivamente, intanto abbiamo due telefonate in attesa, 02 92 94 7222. Chi è il fulmine di guerra della settimana? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Ecco, il fulmine di guerra ho appena acceso, non so che cosa significhi, però lo darei. Ecco, glielo dico rapidamente. Sì. No, stiamo eleggendo, dopo il Bamba di Feltri, il Bamba della settimana, sì, il fulmine di guerra della settimana. Il fulmine di guerra indica due cose: in senso proprio, una persona capace di risolvere situazioni difficili in modo efficace, rapido, straordinario. In senso ironico si dice una persona non particolarmente sveglia e non particolarmente abile. È l'esatto opposto. Benissimo, allora in questo secondo significato sì, io lo darei proprio con grande piacere alla signora che ha appena chiamato, negando la strage del 7 ottobre. Ecco, io mi associo se questo e è lecito. aggiungerei anche il Bamba della settimana. Bene. Grazie, buongiorno. Grazie a lei signora, io mi associo per quanto sia, non interessa a nessuno per carità, però mi associo. 02 92 94, però certe bestialità diciamo stridono proprio forte, capisce? Poi settimana prossima debutterà una nuova rubrica, Auto da Fè, ma avremo modo, e curerò io, a partire variabilmente tra le 9:30 e le 10 e comunque fino alle 11, dove avremo in esordio una bella chiacchierata con Riccardo Ruggeri, che parte proprio da questa questione di Israele e vedrete e sentirete che fa delle osservazioni. Io le reputo giuste, le reputo condivisibili, per quanto uno possa essere, come io sono e sono sempre stato, filo israeliano e diciamo istintivamente e razionalmente vicino agli ebrei. Però ci sono alcune cose da dire a proposito dello schierarsi, per forza sempre e comunque. La signora che ha chiamato prima fa parte, diciamo, di una delle parrocchie, no? I greggi, le greggi colorate, bianco, nero, rosso, giallo. Ecco, questa roba qua a me non mi soddisfa più. Purtroppo però è lo spirito dei tempi ed è il motivo per cui ci saranno anche delle cose da dire, domani le diremo, domani mattina. In ogni caso, che riguardano direttamente anche la programmazione, il palinsesto della nostra radio. Diciamo però che in ogni caso questo schierarsi, questo prendere posizione con verità assolute solo dalla propria parte, è tipico di questi tempi, è tipico di tempi che non sono tanto belli e non porta secondo me a soluzioni molto buone, né chi contesta il regime presunto o vero, né chi vi fa parte. Semplicemente, cioè tutti noi sostanzialmente, le persone normali, comuni, per bene, usiamo questa definizione fuori moda. Comunque 02 92 94 7222,
per eleggere il fulmine di guerra della settimana. Poi vediamo anche i messaggi al 340 6709 659. Allora, chi è il fulmine di guerra di questa settimana? Buongiorno. Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Caro Gianni, di la tua. Von der Biden. Anche tu sei protagonista del pezzo di Antonino Danna su Italia Oggi, stamattina. Non ho avuto la fortuna di ascoltarlo questa mattina perché ero impegnato con mia mamma a farci delle medicazioni. Guarda Gianni, però... se tu vai su Italia Oggi e te lo compri, a pagina 2 sei citato anche tu, da Antonino Danna. Il Von der Biden lo comprerò. Compralo. Sì, volevo dire appunto la Von der Biden perché ha detto delle cose di buon senso il Viktor Orban e poi per quanto riguarda invece i gatti di Rossini che sono meravigliosi, io ti propongo e poi comunque chiedilo a Frida di registrarsi i suoi bau bau, così un giorno sì un giorno no facciamo cani e gatti nelle famiglie italiane sono quelli che sono più più presenti. Non evocare il demonio, Gianni, non evocare il demonio perché ce l'ho qui tra i piedi, se questa comincia a abbaiare sono dolori. E poi fatto sentire meritoriamente Camille Saint-Saëns il circo degli animali. Carnevale degli animali. Il carnevale che è bellissimo, è una cosa eccezionale. È stupendo. Sentire ogni tanto e poi naturalmente George Hashing e la Frizzella e compagnia Gianni, si commentano. Gianni, si ascoltano. Allora Ursula von der Biden, fulmine di guerra della settimana, benissimo, non vince nessuno in questo momento perché sono tutti a pari merito, quindi sentiamo la prossima telefonata 02 92 94 7222 caduta, quindi andiamo ai WhatsApp. La signora che ha chiamato prima, scrive Ermanno, non è nuova a minchiate, chiama qualche volta utente medio idiota di BioBlue. E la dico per come l'ha scritta ottimamente Ermanno, con rispetto di tutti, senza insultare nessuno. Perché la guerra finisca, Israele deve andare via da là, che vada in America o in Alaska, scrive Claudio. E ci ricordava Ruggeri, lo sentirete in esclusiva lunedì prossimo, che suo papà operaio Fiat, aveva un'idea non di America o Alaska, più su scala europea, ma non differente da questa modalità, quando nacque nel 47-48 appunto Israele. E non era una bestemmia di un operaio comunista, perché il papà di Ruggeri non era per niente comunista. Comunque, vedrete che sarà una chiacchierata molto interessante. Comunque, fulmine di guerra è chi è il fulmine di guerra? Sentiamo un audiomessaggio, poi se ci sono telefonate le passiamo. Intanto l'audiomessaggio che non riesce a caricarsi, non ho capito il perché, e quindi invito chi ce lo ha mandato, Pietro, a provare a rimandarlo, perché non riesco a caricarlo. Buongiorno, ai cantanti di Bella Ciao europei, il fulmine di guerra, scrive Mary, mentre ne abbiamo un altro di audiomessaggio che adesso ascoltiamo al volo. Così, fulmine di guerra lo darei a quello che lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se avessimo lavorato un giorno di più. Indovinate voi chi è? Ciao, Fabio dal Friuli. Carissimo Fabio, era Romano Prodi, l'inarrivabile, immarcescibile, indiscutibile Romano Prodi. Gino, eleggo il capitano Salvini presente in prima fila nella sinagoga di Roma a commemorare il 7 ottobre. Bravo capitano, e questo è un fulmine di guerra vero, non finto, non in senso ironico. C'è una telefonata. Chi è il fulmine di guerra della settimana? 02 92 94 7222. Pronto? Eccoci qua. Io non dimenticherei Bonelli. Chi? Bonelli. Ah, Bonelli, Verdi, giusto? Sì, mi sembra un personaggio adatto. Buongiorno. Perché gli dai il fulmine di guerra a Bonelli? Beh sì, come perché? Ma è il fatto di avere il candidato su Mauro, poi l'hanno scaricato. Insomma. I sassi dal fiume dell'Adige portati in Parlamento. Va bene, fulmine di guerra a Bonelli. Caro Pietro, io non so perché non riusciamo a scaricare il tuo messaggio, io continuo a cliccare sopra, ma niente, mi dà un bel cerchio rosso col divieto di accesso. Forse ti hanno già censurato a prescindere, hanno ascoltato quello che dovevi dire e ti hanno censurato, impediscono che il messaggio arrivi a destinazione. Intanto 02 92 94 7222, non c'è un vero vincitore oggi tra i fulmini di guerra della settimana.
Sulla questione di Libano-Israele, ogni notte sentiamo le bombe cadere sul nostro territorio, spesso nei nostri giardini o peggio, dice ad Avvenire Sharit Zehavi, tenente colonnello, fondatrice e presidente di questo Alma Research Center specializzato nel monitoraggio di Hezbollah, in Israele naturalmente. Ieri un ordigno ha centrato la comunità di Kiryat Shmona, uccidendo un uomo e una donna. Nell'ultimo anno il gruppo di Hezbollah ha sferrato quasi 3.500 attacchi sul nord di Israele. Significa qualcosa come 10 attacchi al giorno. Provate voi a vivere in una zona dove avete 10 attacchi in testa al giorno. Forse aveva ragione l'amico Claudio, in Alaska sarebbe stato più difficile attaccare Israele. Comunque, in tutto questo tempo, dunque, abbiamo avuto modo di prepararci, dice la tenente colonnello Sarit Zehavi. La prima enorme differenza con la guerra a Gaza è la mancanza del fattore sorpresa. Il terreno poi è diverso, il sud del Libano ha una superficie 3 volte maggiore di Gaza, è un susseguirsi di valli e colline, il che è al contempo vantaggio e svantaggio. I miliziani hanno più possibilità di nascondersi e di occultare arsenali, però l'area è molto meno popolata e questo consente ai soldati israeliani più libertà di operare. Infine, nel fronte nord non ci sono ostaggi. È anche vero che l'organizzazione sciita Hezbollah è molto più equipaggiata e addestrata rispetto a Hamas. Ha combattuto in uno scenario ostile come la Siria e perciò l'offensiva, prima di essere sferrata, ha richiesto lunghi preparativi. Per 11 mesi Israele ha agito in difesa. Solo quando è stata pronta è passata all'attacco a sorpresa in Libano. Una telefonata 02 92 94 7222. Torniamo al fulmine di guerra della settimana. Chi è che eleggiamo? Pronto? Pronto, buongiorno. Senta, io sono molto amareggiata su quello che succede nel Medio Oriente, per carità, però anche in Ucraina, perché continuiamo a spendere tanti soldi per queste armi che comunque è sotto gli occhi di tutti che l'Ucraina ormai l'abbiamo persa, perché non si va a trattare con Putin, perché probabilmente vorrà qualcosa, ma non tutta l'Ucraina, anche perché io mi domando dal 2014 che c'era questa lotta feroce tra i russi e l'Ucraina in Donbass e nessuno mai ha fatto nulla, non è mai intervenuto, sono svegliati nel 2022. Allora io dico, noi ci rimettiamo un sacco di soldi, oltre che danneggiare la nostra economia per il fatto dei trasporti eccetera eccetera, per il Senta gas, signora, è tutto giusto e corretto, però dobbiamo semplicemente eleggere molto più modestamente il fulmine di guerra della settimana. Chi è? Sì, scusi, io adesso no, ma non è un rimprovero, non è un rimprovero. Mi sono deviata un po', sì. No, non è un rimprovero, io però... dico, quello è la soluzione, è riconoscere proprio a livello mondiale anche lo Stato della Palestina. Palestina e Israele deve esistere, Israele per carità, quindi quello è il punto cruciale. Finché non facciamo quello e combattiamo questi Hamas, questi terroristi, non ne veniamo fuori. Allora, va bene, io la ringrazio. Peraltro il nostro compito è limitato e modesto, è leggere il fulmine di guerra della settimana. 02 92 94 7222. Chiedo alla regia se c'è un altro intervento, una telefonata, se no andiamo a vedere anche i numerosi messaggi. Il fulmine di guerra sicuramente, scrive Francesco, va alla dottoressa Fornero, che dopo averci ammazzato sulle pensioni è ovunque in TV. Voto per Francesco Merlo, che quindi con 2 voti guida la classifica, perché il fulmine di guerra è stato distribuito a tutti, a un sacco di gente questa mattina. Piero Coccoli da Brescia. Francesco Merlo, grande fulmine di guerra. Alla signora che ha chiamato prima, anche lei sta vincendo, 2 voti, Dario di Brescia. E poi, della serie Ricordati che tieni famiglia, Draghi. È Draghi il fulmine di guerra, scrive Angelo. Abbiamo un audio messaggio, lo sentiamo al volo. Rosanna da Sesto San Giovanni per la borderline, quella tedesca insomma. Grazie. La von der Leyen, che borderline però è parecchio, diciamo. È carina questa. Von der Biden l'ha ribattezzata Marco Travaglio. E la nostra ascoltatrice altrettanto efficacemente, Ronny, l'ha ribattezzata borderline, che a me mi piace addirittura di più. Dino dalla provincia di Brescia a Pontida domenica lo scherzo a Romeo.
Cosa facciamo? Diamo il fulmine di guerra a Striscia la Notizia? C'è una telefonata 02 92 94 7222. Stanno vincendo in questo momento la signora che ha detto che il 7 di ottobre del 23 non c'è nessuna prova che sia successo niente in Israele e che ha telefonato poco fa, e Francesco Merlo. Stanno vincendo la classifica del fulmine di guerra della settimana. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, prego. Buongiorno Kenarca, sono Mario, chiamo da Varese. Io, se è possibile, darei il fulmine di guerra a Prodi e a Fassino, perché rubare un profumo e farsi beccare e di sinistra non ne parla, è proprio non fulmine di guerra. Ma cioè, Prodi non l'ha rubato. Ascolta, però No. ci diamo del tu, facciamo prima. Sì, no, dico, Prodi però non ha rubato il profumo. No, hai ragione, scusami, no, Prodi intendevo, non l'ho detto io, sono io. Prodi honoris causa, perché se lo merita a prescindere. No, Prodi perché adesso la Cina è vicina, infatti ha aumentato il PIL in una maniera mostruosa, e Fassino, che è dello stesso partito, che ha messo su una profumeria. Ma ciulare i profumi agli aeroporti, ma roba dei matti. Comunque grazie anche a te. Fulmine di guerra a Merlo, che quindi vince di un'incollatura al momento rispetto alla signora che nega l'eccidio del 7 ottobre 23. Fulmine di guerra a Ursula von der Pfizer, altro bellissimo nome, von der Pfizer, perché il maritino aveva a che fare, e lei pure, con la Pfizer. Massimo da Savona, grazie Massimo. E anche sta vincendo anche lei, von der Biden, Pfizer, ma anche borderline, Ursula von der Leyen, con rispetto naturalmente per l'istituzione, ma le persone sono tutte, diciamo così, canzonabili. 02 92 94 7222, audiomessaggio, e poi credo abbiamo ancora un intervento. No, per il momento è libera la linea, quindi approfittatene e leggete il fulmine o fulminessa di guerra della settimana. Sentiamo l'audiomessaggio. Ciao, sono Giuseppe da Matera. Io la chiamerei von der Pfizer. Anche tu ti sei, diciamo così, accodato, no, hai anche avuto tu la stessa illuminazione che ha avuto un altro ascoltatore, von der Pfizer, che suona benissimo, è efficace come discorso. Allora, anche Frida dice la sua, lei sta eleggendo sicuramente se stessa, perché è molto autocentrato come soggetto, e non fa male, segue l'esempio di Oriana Fallaci del pezzo che abbiamo letto stamattina. Direi, caro Davide in regia, che i vincitori sono Francesco Merlo, Ursula von der Biden, von der Pfizer, borderline, e poi anche la signora che nega che sia successo qualcosa, comunque che dice che non ci sono prove, che è successo qualcosa in Israele il 7 di ottobre, anche lei è lì a ridosso. L'ex segretario della NATO, Stoltenberg, non male. Stoltenberg, ha scritto male questo ascoltatore, si è sbagliato. Comunque salutiamo tutti. Fulmine di guerra a Merlo, ha vinto lui, basta, fine, per distacco. Nario è un Nario o Mario? Mario presumo, perché Nario, per quanto nome affascinante, ma ultima telefonata, magari cambia la classifica. Pronto? Pronto, buongiorno. Sempre a Merlo, che è un gran Merlo. Bene, allora ha vinto Merlo. Eccolo qua. Senti come fischietta il Merlo dal prato di Pontida. Lo salutiamo con tanto affetto perché ci ha fatto leggere un bellissimo pezzo, a dire il vero, da Pontida. Quindi buona mattina a tutti, viva Gershwin, viva Armstrong, viva Fitzgerald, che magari riusciamo a sentirli in coda 2 minuti. Grazie Davide in regia, impareggiabile e irraggiungibile. Amato, che nel 92 ha tolto la pensione alle casalinghe. Nel mondo che va a rotoli, la sciura che vuol far saltare i gatti, perché è una questione importante, lo vince lei, si scherza naturalmente, scrive Stefano. Fulmine di guerra, Manconi, scrive Luca. Perciò buona mattina a tutti. Tra poco con voi Pierluigi Pellegrini, oltre la pagina, ben oltre la pagina. Avete ascoltato Filo Diretto. I want to stay here, but I ain't worth it. You are too